Peppe non si vede neanche. Pippo si vede, ma eccolo. Ciao Peppe. Ti piace il cucciole nuovo, eh? Sì. Ah, anche a Pippi piacerebbe. Ciao. Buonanotte. Che bello, che fai sentirsi è bollente qua dentro. Wow. Sto portando legna. Sto riempiendo un pochino. Questa roba non è ancora tutta asciutta e devo ancora fare il letto e sono le 4 e... Che orario è quello? Quasi 4:20. Ok, basta, non ho altro da dirvi. Ma guardate, chi c'è lì? Bue Grasso, nella sua nuova cuccia. Che carino. Poi ti portano la brioscina al lavoro. Adesso mangio. Beh, è orario di 9:30, orario di merenda. Perfetta, no? Puntuale. Mummy, componiti. Ma non vedi che hai sempre questa ciccetta per aria? Guarda, guarda che trippa. Bue Grasso, ma Bue Grasso è di fuori. Che mangia. Guarda che coscia. Guarda che piede. Guarda che toccodino storto. Pippo hai mangiato allora. Bravo. Bravo. Sto pensando a cosa mangiare oggi. Non lo so. Franz ha già il pranzo pronto. Per fortuna. Perché ieri avevo fatto un po' di pappa in più. Sto pensando, non va bene qua. Qua neanche perché c'è il... Ok, tengo in mano. Stavo pensando... Allora, io ho tutti i piatti pronti perché sto utilizzando un servizio che non vi sto neanche a specificare perché non lo sto pubblicizzando né niente, è solo una cosa che ho deciso di provare a testare e a comprare e mi sto trovando molto bene per dimagrire, appunto. Non sono beveroni, è cibo. Cibo normale, ve lo faccio anche vedere. Non vi faccio vedere il marchio. Cibo normale. E anzi, oggi proprio mangio questo. L'unica cosa è che è un servizio costoso, ma per me che arrivo sempre a casa, non so mai a che ora arrivo a casa e io di cucinare non ho voglia e lo sapete che non amo cucinare, ho deciso di comprare da questo sito. È un sito che prepara piatti pronti anche per le aziende, quindi non è una stronzata. Questa insalata è da fare assolutamente questa sera, entro il 5 esattamente, perché non è ancora andata male, boh, per fortuna, però è da fare stasera l'insalata. Franz ha la pasta e io mangio proprio pollo con patate e broccoli gratinati. E sapete come lo scaldo? In friggitrice. Viene una meraviglia. Oggi è il 6, l'Epifania, e tutte le feste porta via, ma soprattutto tutti i pazzi squilibrati, maleducati, eccetera, eccetera, porta via. Non vi sto a specificare niente, ieri è stato un pomeriggio di quelli. Ero abbastanza giù di morale, ecco, ieri. Oggi mi sono ripresa e ho la calza della Befana da aprire. Prima però metto a scaldare il mio cibo, se no non mangio più. Ecco, mi metto un po' di fuori. Sì. Mi metto un po' qua di fuori, così. Così. Ragazzi, allora, voi questi video li vedrete tanto in ritardo, ma lo sapete che io il tempo che ho è quello e cerco di fare il possibile, ma il più delle volte magari mi dimentico di caricare i video o mi dimentico proprio di programmare i video. Magari li carico e poi chi si ricorda più. Intanto ringrazio mia nonna per la calza e anzi ne ho altre degli anni scorsi da darle, che così i prossimi anni può riempire sempre le stesse calze, insomma. Che meraviglia, ma sapete che ho caldo? Ho caldo.
È un caldo anomalo per il periodo. Vediamo cosa c'è in questa calza. Salutate mia nonna, scrivetele qualcosa qua sotto nei commenti, che comunque lei guarda sempre tutti i miei video, mi bruciano gli occhi del sole, e legge i commenti, quindi scrivetele qualcosa se vi va. E allora, Kinder cioccolato. Sono a dieta, lo so, ma non ingrasserò con queste, dai, una al giorno. Una al giorno levo il medico di torno. Sono 16 barrette. La confezione è grande. Queste cose la Befana le ha prese su suggerimento di mia mamma. Oh, il mio amato tè. Io adoro questo tè. Gli altri non mi piacciono. Io bevo solo Lipton di questo tipo qua, però quello che vendono qui in negozio a Borca, perché in altri negozi le bustine all'interno sono diverse. Io lo ridico sempre perché c'è sempre gente nuova che mi guarda e non lo sa. Sono diverse e anche il tè ha un gusto diverso. Ecco. Poi ho un'altra. Oh, ma mi verrà il diabete. Anche Franz se le mangia, e sì, non mangio solo io. La calza è per tutti e due. E poi ho il caffè, ecco, il Lavazza. Questo è sempre utile perché siamo sempre senza. L'ho comprato l'altro giorno, ma cioè Franz lo beve solo la mattina in realtà, quello di moka. Però siamo sempre senza in ogni caso, io non lo bevo. Se lo berranno i gatti. Adesso porto dentro queste cose. Vorrei mangiare fuori, visto che fa caldo. L'unico problema qual è? È che sta per tramontare il sole. No dai, c'è ancora un po'. E poi ho una novità. Ecco qui tutto scaldato. Le patate con i broccoli gratinati e il pollo. Forse ho scaldato anche un po' troppo. Però vi assicuro che è buona questa roba, veramente buona. Cosa sta facendo quello lì? Si svacca. Pepe? Cosa fai? Ah, prendi il sole. Fai come vuoi. Vieni a trovarmi? Dove sei? Eccolo, guarda che io mangio. Sì, sì, devo mangiare. Vi ho detto, vi devo dire una novità. Intanto assaggio. Si è seccato un po' il pollo perché ho lasciato un po' troppo, perché ho messo a 195 gradi. Un po' troppo. Vabbè, allora ho comprato, ve lo dico, e devo utilizzare questa cosa perché sennò mi mangio le mani. Devo utilizzarlo il più possibile. Ho comprato il nuovo drone, ho preso la versione con il radiocomando con lo schermo integrato, quindi non devo usare il telefono. Che meraviglia, il telefono almeno ce l'ho libero, se mi suona posso rispondere eccetera, e non ho il drone, cioè non ho il telefono. E ho preso quello con radiocomando con lo schermo integrato, che costa un pochino di più, ma almeno il telefono ce l'ho libero. Mi deve ancora arrivare, Comunque mi sono decisa a comprarlo alla fine, perché quello che ho è il mini, il primo, e ormai è obsoleto, per cui è giunta l'ora. Visto che l'altro non posso utilizzarlo, è solo per pezzi di ricambio, allora ne ho preso un altro. Ma è pollo infatti. Sono buoni questi piatti. Sì, risparmierei molto a farmeli da me, ma il punto è avere voglia e tempo di farli. Io non ho nessuna delle due. No, in questo periodo proprio non ho minimamente voglia di impegnarmi a far cose. Quindi finché mi andrà utilizzerò questo servizio. Poi ho visto che si mangia bene, si dimagrisce, perché questo è il menù per chi vuole dimagrire. Infatti non c'è molta scelta, ma a me va bene lo stesso. Bene, io continuo a mangiare. Ci vediamo più tardi, credo. Che bello che sei.
Mangio io. Posso? Io ho dato dei pezzettini di pollo. Pepe, questa patata non ti piace, dai. Non ti piace. Sei ruffiano tu, eh? C'è l'ospite. Quelle ciabatte sono da cambiare, eh? E quello anche. Non gli piacciono tanto i croccantini, preferisce l'umido. Sì. Micchio! Ciao, Puigretto! Ciao! Sì. Ciao, Puigretto! Cosa fai? Mi brontoli qualcosa? Un brontolo. Metto fuori. Metto fuori. Guarda. Non c'è più. Metto fuori. Non c'è. Metto fuori. Non c'è più.